Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a Analyze Splash sulle situazioni e sui momenti che stiamo vivendo in Europa, ma soprattutto in Italia. Oggi come oggi voi vedete che la situazione è allarmante per il nostro borsellino. Stiamo uscendo da 2 anni in cui il governo dei migliori, diciamo, ha usato questa dittatura farmacologica nel bene o nel male, insomma, ha fatto quello che ha potuto per chiaramente indebolire e in un certo senso non dico mandare in cielo, ma diciamo indebolire il tessuto sociale industriale. È sotto gli occhi di tutti che insomma molte persone che hanno fatto la terza dose purtroppo hanno delle conseguenze importanti, hanno delle conseguenze che ancora non si riescono a quantificare per il semplice fatto che essendo un vaccino sperimentale, e lo ripeto, la sperimentazione finirà nel 2023, alcuni l'hanno chiamato un vaccino emergenziale, ma sta di fatto che il Marietto, ma non solo il Marietto, ma tanti altri che scrivono sui giornali hanno visto persone che magari sono andati dall'altra parte del velo o tramite infarti e via dicendo. Quindi viviamo una situazione effettivamente difficile perché ci sono tantissime persone che sono state sierate e bisogna aiutarle perché il futuro non è roseo per loro. In più, questo governo dei migliori non ha previsto questa situazione catastrofica a livello di inflazione, cosa che già il Marietto spiegava dai 6 a un anno fa, spiegava che praticamente avremmo avuto 14 milioni di nuovi poveri, cioè gente che poteva permettersi il cellulare perché l'aveva già comprato, ma non poteva permettersi di pagare la bolletta e il telefono, gente che aveva la casa ma non aveva più soldi per il mutuo, gente che aveva il negozio ma non aveva più clienti che entravano a comprare. Quindi si sono confluite due situazioni, sia il governo dei migliori che ha portato avanti il discorso di questo Green Pass e se ne vedono adesso gli effetti deleteri perché ci state appunto alcune società che prevedendo questo hanno anticipato e quindi di conseguenza hanno, non dico fatto la cresta, ma vivacchiato su queste disgrazie. In più, il Marietto vuole spiegare anche una cosa. Adesso abbiamo questi milioni di nuovi poveri che non riusciranno a pagare il gas, la benzina e sono proprio quelle fasce più deboli che verranno colpite. In più, bisogna capire una cosa. Cioè la Russia ha attaccato l'Ucraina, non finirà lì, no? Noi avremmo potuto in un certo senso affrontare questo discorso con un altro atteggiamento, ma purtroppo siamo sotto una fase deleteria a livello planetario che ci porterà sicuramente a essere invasi. Comunque, per farvi un esempio, noi siamo ancora dentro una visione delle guerre, delle conquiste del territorio, no? E quindi qui metto il video dei sigilli di Mosè che sono più antichi di quelli di Salomone per proteggere la propria materialità, il proprio benessere, la propria fortuna. Guardate questi sigilli, che sono importanti da avere per poter proteggere la casa, la fortuna, e via dicendo. Ma se voi guardate bene, ad esempio nel Qatar, no, hanno fatto questo Dubai, hanno fatto questa città e loro stanno intavolando un nuovo tipo di guerra, una guerra economica, e cioè non invadono, ma attraggono i ricchi, attraggono il benessere, attraggono le ricchezze, attraggono le persone che hanno una certa qualità. Invece il governo dei migliori cosa ha fatto? Ha fatto in modo che praticamente stiamo andando verso l'anarchia. Non dico sicuramente una guerra civile, no? Però dico una guerra economica importante. Al posto di aver costruito dei puntelli, delle stampelli per fare in modo che la società italiana potesse in un certo senso superare questa crisi che sta arrivando e anche la guerra, come ha fatto il Qatar tramite Dubai o hanno fatto altre ehm, strutture governative, altri governi che hanno
in un certo senso non invaso, ma attirato la ricchezza. Questo è l'importante ed è anche l'importante di avere questi sigilli perché non vanno all'esterno, ma attirano le benedizioni. Quindi abbiamo trovato un governo che ha, come si dice, aiutato a livello clientelare i soliti amici noti e ha fatto pressione sui poveri. Quindi nel futuro prossimo le persone che non saranno attrezzate a livello eterico con i sigilli, con il ciondolo o con altre strutture energetiche vibrazionali, no? Purtroppo saranno sotto l'influsso di questo governo dei migliori, che purtroppo è anche sollecitato e in un certo senso mh, manipolato, si può dire, da una cecità, una mancanza di visione della complessità della cosa. Quindi noi usciremo da questo Green Pass fra poco tempo, o- anche perché non ha più senso, perché arriveranno delle problematiche così grosse che purtroppo non riusciranno più a gestire. Quindi ci stiamo andando ad avvicinare a un governo che al posto che attirare la ricchezza, fare in modo che non solo i pochi potessero diventare ricchi, ma che praticamente tutta la popolazione potesse prendere queste benedizioni, come ha fatto il Qatar tramite Dubai o come hanno fatto grandi città che hanno attirato benessere, no? Noi stiamo facendo esattamente l'opposto, stiamo attirando solo problematiche, no? Per poi quale scopo è un grande punto di domanda. In ogni caso, ripeto ancora, sicuramente la Russia andrà avanti dopo l'Ucraina, non si fermerà lì, andrà verso la Polonia e tanti altri stati fin quando arriverà in Italia. Certamente non porterà certe ricchezze come intende il Marietto, ma porterà quello che purtroppo questi governi a livello eterico hanno attirato. Bene, cari amici, guardate bene questo sigillo che vi ho messo video e ci sentiamo alla prossima.